Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo della scala di coscienza di Hawkins. Ve lo mostro subito così sapete che si tratta di un quadrante per indagare, è molto utile per tutti gli amanti del pendolino, per i radiestesisti, eccetera. Io ho qui il mio pendolino, faremo dunque qualche piccolo esempio, ma intanto vi spiego di cosa si tratta. Allora, come vi ho mostrato, appunto, è una scala con un'indicazione numerica e con il corrispondente significato. Abbiamo dunque un punto di partenza che corrisponde al valore 20 e riguarda l'infamia, fino a un massimo di un valore compreso fra i 700 e i 1000 che è l'illuminazione. Allora, nel frattempo nel mezzo ci sono tutta una gamma di sfumature. Come va visto? Inizialmente intanto è un quadrante che ci aiuta a capire un po' il grado di sviluppo coscienziale della persona, sia nostro che di chi andremo a interrogare. Come dicevo, appunto, ci sono tutta una serie di qualità nel mezzo e che indicano in modo molto chiaro la persona su cui noi faremo la verifica e il controllo a che livello si trova. Va considerato che questo numero indica anche una particolare situazione, cioè è come se si formasse una sorta di spartiacque fra un livello inferiore ai 200 e il livello superiore, dai 200 in su. In che senso uno spartiacque? Nel senso che dal 20 al 150 abbiamo persone che per un motivo o per un altro sono di natura negativa, forse vivono degli stati di dolore, di paura, di rabbia, di frustrazione e questo influisce moltissimo su di loro ma anche sulle persone che hanno intorno. In questo senso se ci fosse un mondo pieno di persone con queste vibrazioni, il mondo andrebbe a rovinarsi, insomma a estinguersi, proprio perché sono vibrazioni troppo basse e che richiedono di essere controbilanciate. Dai 200 in su cominciamo ad avere persone che hanno preso in mano la loro vita e che dunque vivono poi sempre in modo sempre crescente, vivono la vita con una visione sempre più positiva, sempre più chiara, sempre più netta. Abbiamo insieme nella dispensa che troverete sul sito ilcapitano.altervista.org, metto comunque il link sotto il video nella descrizione della pillola di oggi, così che possiate andarvi a scaricare gratuitamente la vostra copia, dove troverete appunto anche tutte le spiegazioni che vi sto dando in modo orale. Dovete sapere che le persone che corrispondono insomma ai numeri più alti della scala controbilanciano con un logaritmo di base 10 le persone che stanno al di sotto. Cosa significa? Significa che una persona per esempio a 300 che indica la buona volontà è in grado di controbilanciare 90.000 persone a livello energetico sotto i 200 e questo dato è destinato a crescere. Figuriamoci che addirittura una persona del livello 600, e cioè una persona che ha raggiunto la pace interiore, può controbilanciare 10 milioni di individui. Questo a livello energetico. Dunque dice molto su quanto elevare la nostra coscienza può fare e può contribuire per tutto quello che abbiamo intorno, per tutte le persone che ci circondano,
perfino per l'ambiente, perché le emanazioni umane di persone elevate moralmente chiaramente influiscono ad ampio raggio. Ma non può essere tutto qua l'uso di questo bellissimo quadrante, perché appunto può essere utilizzato anche per testare le notizie che riceviamo, oppure determinate situazioni per capire se effettivamente sono positive per noi, nonostante magari il loro aspetto sorprendente. Oppure, per esempio, anche se dobbiamo andare a fare un corso di un fantomatico guru, verificare se effettivamente questo guru è attendibile o utile per noi. Chiaramente se il guru sarà al di sotto del valore che abbiamo noi stessi, probabilmente andiamo anche a sentirlo, ma non è detto che sia buono per noi. E più sarà alto il valore di questo guru, e più sicuramente sarà utile e attendibile quello che ci trasmetterà. Dunque facciamo un esempio, prendiamo avanti, un libro. Non so bene cosa farvi vedere, ma prendiamo per esempio, ecco qua, un libro. Non è un vero e proprio libro, è una dispensa sui salmi, sempre una dispensa delle mie che trovate gratuitamente sul sito ilcapitano.altervista.org, e vediamo se questa dispensa è utile o meno. La prima volta che lo testo sarà una sorpresa anche per me. Allora, abbiamo qua il nostro bel quadrante. Io ho accanto la dispensa, in questo momento non la vedete, ma metto la mia mano destra al di sopra. Io, essendo mancina, uso il pendolino della mano sinistra e chiedo a quanto corrisponde il livello di questa dispensa. Come vedrete mi dà un dato altissimo, 700.000, che significa che è assolutamente positiva. In effetti non avevo dubbio, parla dei salmi, ma comunque un momento di ansia l'ho avuto prima di testare, va bene. Direi che fate esercizio, esercitatevi, testatevi voi stessi, testate le persone che avete accanto. Se per qualche ragione il valore dovesse venire basso, per esempio un valore inferiore ai 200, è giunto il tempo di farvi un lavoro di introspezione e capire cos'è che vi turba, cos'è che vi porta a essere, che ne so, bramosi o arrabbiati, e decidere di spezzare appunto questa spirale e di intraprendere un percorso. Io sono sempre a disposizione se avrete bisogno di qualcuno che vi sostenga, che vi incoraggi. Sappiate che già solo attraverso queste mie condivisioni è questo lo scopo che io mi prefiggo, e cioè di farvi sentire responsabili rispetto a quelle che sono le cose che vi succedono. Non date più la colpa a nessuno, guardatevi dentro, ricordatevi che il mondo fuori rappresenta il vostro mondo interiore, ciò che voi vivete e sperimentate è lì per aiutarvi e non per affliggervi, nonostante le apparenze, è così. Dunque datevi da fare, esercitatevi, perché come qualsiasi muscolo o capacità, anche la radiestesia necessita di addestramento e allenamento. E non vi scoraggiate se qualche volta qualche valore non sarà esattamente come ve lo immaginavate, continuate e fatemi sapere un po' cosa viene fuori. Testate anche me se vi fa piacere e magari fatemi sapere cosa avete visto. Io vi ringrazio con tutto il cuore per aver ascoltato fino a qui e vi rimando alla prossima pillola, alla prossima condivisione. Mi raccomando, andatevi a scaricare la vostra copia al sito ilcapitano.altervista.org. Vi metto comunque il link, cercate
la voce quadrante radiestesico Hawkins. Grazie per avermi ascoltato, buona giornata, a domani.